Diciamo, sono cose viste e riviste. Diciamo, non ci abbiamo fatto l'abitudine a continui errori arbitrali, soprattutto in una partita importante come quella di ieri. Non voglio pensare ci sia un complotto, ma qualcosa di organizzato c'è. Tutta la federazione per me sa nettare là, perché ormai è scandaloso. Cioè, non solo contro il Napoli, ogni partita un episodio a sfavore, cosa. Il gol contro il Milan per me è fallo 100 volte. Per me l'arbitraggio è stato scandaloso dal punto di vista del punto del rigore che non è stato prima proclamato e poi non proclamato, quindi io penso che secondo me ci dovrebbe essere un appello per tutti quanti della Lega, perché comunque non è solo del Napoli, però comunque se tu chiami un fallo e poi dopo lo vai a controllare, per me, a mio parere, si dice che non sono d'accordo. Scandaloso per me, perché una volta che hai confermato la tua decisione di portarla avanti, secondo me, non puoi farti sempre influenzare dal VAR, anche perché molte volte il VAR ci ha penalizzato, cioè la maggior parte delle volte. Dopo avere una, per me il Napoli ha sempre avuto un arbitraggio a sfavore e secondo me anche per una questione che il Napoli dà fastidio perché sanno che è molto forte. E poi un'altra cosa, per me il campionato già è deciso dalla prima giornata, così stanno dimostrando e così è. Per me sì, devono fare proprio una riunione tutti quanti e devono togliere questa cosa da mezzo di questi fatti scandalosi, che non ne possiamo più. Anche secondo me devono migliorare molto al VAR, devono parlarne sopra. Che non è la prima volta che fanno questi scandali. Il gol annullato per me non c'era. Stessa cosa, perché secondo me il fallo che ha fatto Højlund è simile a quello là che è stato fatto quando è stato annullato il gol, perché prima dice che è un contatto di gioco e poi dopo succede dopo pochi minuti e ce lo annullano. Sicuramente c'è una classe arbitraria quest'anno che sta sbagliando qualcosa, non si può negare. L'episodio con dell'Inter a San Siro con la Juve, ieri quello del Napoli, col Verona mi ricordo pure su Buongiorno c'è stata molta contestazione. C'è qualcosa da rifare sicuramente, questo sì. Comunque un gol su azione di Højlund che con quelli non è fallo, perché comunque è un'azione di gioco e là prevale il fisico. Non ha ancarato una cosa, Chiffi. Cioè, si può dire che ha fatto più peggio che meglio. Ormai sono tutti pagati, non ci stanno più gli arbitraggi di una volta ormai, perché peccato perché il Napoli è partito pure bene quest'anno, devo dire. Poi anche con Vergara sta andando forte, ieri è stato pietoso.